Facciamo parlare la parola di Dio. Alleluia. Leggiamo in Luca capitolo 24, leggeremo dal verso 13 fino al verso 43. Luca capitolo 24, dal verso 13 fino al verso 43. Invito a alzarvi in piedi, gloria al Signore. Vogliamo cambiare posizione onorando anche in piedi la parola del Signore. Amen. 24, Luca 24 dal verso 13. Abbiamo letto tante volte, ma nella parola di Dio c'è sempre qualcosa da scoprire. Gloria al Signore. Se l'avete trovato inizio a leggere. Dio sia lodato. Due di loro se ne andavano in quello stesso giorno a un villaggio di nome Emmaus, distante da Gerusalemme 60 stadi, e parlavano tra di loro di tutte le cose che erano accadute. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù stesso si avvicinò e cominciò a camminare con loro, ma i loro occhi erano impediti a tal punto che non lo riconoscevano. Egli domandò loro: di che discorrete fra di voi lungo il cammino? Ed essi si fermarono tutti tristi. Uno dei due, che si chiamava Cleopa, gli rispose: tu solo, tra i forestieri, stando in Gerusalemme, non hai saputo le cose che vi sono accadute in questi giorni? Egli disse loro: quali? Essi gli risposero: il fatto di Gesù Nazareno, che era un profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo. Come i capi dei sacerdoti e i nostri magistrati lo hanno fatto condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele. Invece, con tutto ciò, ecco il terzo giorno da quando sono accadute queste cose. È vero che certe donne tra di noi ci hanno fatto stupire. Andate la mattina di buon'ora al sepolcro, non hanno trovato il suo corpo e sono ritornate dicendo di aver avuto anche una visione di angeli, i quali dicono che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato tutto come avevano detto le donne, ma lui non lo hanno visto. Allora Gesù disse loro: o insensati e lenti di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette. Non doveva il Cristo soffrire tutto ciò ed entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Quando si furono avvicinati al villaggio dove andavano, egli fece come se volesse proseguire. Essi lo trattennero, dicendo: rimani con noi perché si fa sera e il giorno sta per finire. Ed egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse, lo spezzò e lo diede loro. Allora i loro occhi furono aperti e lo riconobbero, ma egli scomparve alla loro vista. Ed essi dissero l'uno all'altro: non sentivamo forse ardere il cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci spiegava le scritture? E alzatisi in quello stesso momento, tornarono a Gerusalemme e trovarono riuniti gli 11 e quelli che erano con loro, i quali dicevano: il Signore è veramente risorto ed è apparso a Simone. Essi pure raccontarono le cose avvenute loro per la via e come era stato loro riconosciuto nello spezzare il pane. Ora, mentre essi parlavano di queste cose, Gesù stesso comparve in mezzo a loro e disse: pace a voi. Ma essi, sconvolti e atterriti, pensavano di vedere uno spirito. Ed egli disse loro: perché siete turbati? E perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono proprio io. Toccatemi e guardate,
perché uno spirito non ha carne e ossa, come vedete che ho io. E detto questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma siccome per la gioia non credevano ancora e si stupivano, disse loro: avete qui qualcosa da mangiare? Essi gli posero un pezzo di pesce arrostito. Egli lo prese e mangiò in loro presenza. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Accomodatevi pure. Alleluia. Dopo la morte di Gesù, ci troviamo qui al terzo giorno della morte di Gesù. Gesù era risorto. Ma possiamo dire ancora oggi che è risorto? Amen. Gesù è risorto, gloria a Dio. Ma ci sono questi due discepoli che si incamminano per una strada che non era per loro, era una strada per Emmaus. Si stavano allontanando da Gerusalemme, mentre Gesù aveva detto: non lasciate Gerusalemme, state a Gerusalemme, rimanete a Gerusalemme. Ma loro si allontanarono da Gerusalemme. Erano tristi, sconsolati, afflitti, perché il loro maestro non c'era più. Ma mentre parlavano tra di loro, Gesù stesso appare e condivide con loro il cammino. Gloria al Signore. Amen. Questi due discepoli non hanno riconosciuto che accanto a loro c'era Gesù. Lo avevano visto, sembra che pare di capire che lo riconoscevano, se lo vedevano, ed era accanto a loro, ma non lo hanno riconosciuto. E quante volte prendiamo la stessa strada, spiritualmente parlando, quella strada per Emmaus della tristezza, dello sconforto, come se Gesù si fosse dimenticato di noi. Non c'è più Gesù nella mia vita. Non è così. Il Signore è sempre nella tua vita. Amen. E come ha condiviso quel cammino con quei discepoli, sta condividendo e vuole condividere il tuo cammino, vuole farti ancora ragionare e riflettere, ma soprattutto vuole aprire i tuoi occhi, affinché nel buio della distretta, facendo un esame delle circostanze difficili nelle quali ci troviamo, ognuno di noi, avendo fiducia nel Signore, possiamo vedere Egli accanto a me. Sta camminando con me, Signore. Ma ancora di più che cammina con me, voglio dire, è dentro di me. Vogliamo poterlo dire: Signore è dentro di me, vive dentro di me. Alleluia, c'è luce in me. Anche quando tutto sembra buio, non c'è una via d'uscita, c'è luce in te. Se in te vive Gesù, amen? E Gesù vive ancora oggi, è risorto, è veramente risorto. Gloria al Signore. Ma notate che mentre questi due discepoli afflitti e scoraggiati fanno a gara a chi deprime l'altro di più, non si sa chi deprime l'altro di più, tutti e due si deprimevano a vicenda, Gesù prende l'iniziativa. Di che cosa state parlando? E gloria a Dio, perché ci ama a tal punto che è Lui che prende l'iniziativa. Vorremmo essere noi a prendere l'iniziativa sapendo dove andare, ma non riusciamo a volte ad andare ai piedi del Signore, non riusciamo a volte a inginocchiarci. Sapete perché? Ho riflettuto su questo, perché a volte ci piace tenerci il dolore dentro. Siamo autolesionisti. Abbiamo Gesù che ci dice: dai a me il tuo dolore, lasciati andare, ci sono io, ti consolo. Non riusciamo a inginocchiarci, a dare il nostro peso al Signore. Ci piace tenerci il nostro peso. Io do un consiglio: lascia il tuo peso ai piedi del Signore. E perché continuare a camminare con la tristezza, col peso? Se il Signore ti ha promesso felicità, gioia, vuole che noi viviamo una vita esuberante, piena di gioia. Non è ci ha promesso sempre il sole in questo mondo, no? Né che non avremmo mai avuto delle prove, delle difficoltà, ma ci ha promesso gioia anche nelle difficoltà, nelle prove, perché il credente ha una visione. Alleluia. Sapete qual è la visione? Gesù Cristo è vivente. Io vedo Gesù.
Questa è la mia visione, amen? E vado avanti perché Egli vive. Non è che non lo vedo, io so che Lui c'è. Vado avanti perché lo vedo per fede, amen? Questa è la visione che il credente non deve mai perdere. Questa è la visione della Chiesa che non deve mai perdere, soprattutto in questi tempi. Ci stiamo avvicinando verso il ritorno del Signore. La Chiesa deve fare rifornimento di olio. Il credente deve fare il rifornimento il più possibile. Ero oggi a mettere benzina, riflettevo, dobbiamo fare il rifornimento, ma non di benzina, dell'olio. La nostra lampada deve essere pronta ad essere accesa, sempre. Il livello non si deve mai abbassare. E se il livello si abbassa, come in macchina, il livello dice, ci vuole benzina, deve andare al rifornitore. Il nostro rifornitore è Cristo Gesù il Signore. Andiamo ai piedi del Signore e riceviamo olio. Amen. La sua grazia, lo Spirito Santo ci riempie, fino a riempirci, fino a uscire fuori. Amen. Ci dà una misura pigiata, scossa e traboccante, non ci dà mai un livello. Il Signore vuole che noi superiamo i livelli. E Dio ci dia grazia di superare il livello. Amen. Alleluia, vogliamo giungere fino a toccare la mano del Signore. Alleluia. Gloria a Dio per lo Spirito. Vedete, Gesù si avvicina, era apparso, ma come può? Era risorto ed è apparso. Dio può fare ogni cosa, può apparire, scomparire. Si è fatto uomo, come è potuto? È successo. Lui è l'Onnipotente e può ogni cosa. Ci crediamo, fratelli? Può ogni cosa il Signore? Alleluia, il Signore può ogni cosa. Amen? Alleluia, prende l'iniziativa. Di che parlate, di che discorrete? Tu solo tra gli stranieri, era Gesù? Ma tu solo tra gli stranieri, solo Gesù, no, tu solo tra gli stranieri non sai quello che è accaduto. Che cosa è accaduto? Il fatto di Gesù, il Nazareno, profeta, potente di Dio, potente, anche tra gli uomini, adesso non c'è più, l'hanno crocifisso, è morto, ed è Gesù che era lì accanto a loro. Quante volte cadiamo in depressione, ma Gesù è lì accanto a noi, a consolarci. Quante volte pensiamo che tutto sia finito, mentre il Signore ci parla con la sua parola, e la sua parola è vivente, ma i nostri cuori sono talmente chiusi, ed sono chiusi anche i nostri occhi, che non riusciamo a vedere che Gesù vuole invece darci tanta consolazione da superare ogni nostra tristezza. Amen. Amen, alleluia, proprio come quei discepoli. Prendiamo una strada sbagliata, una strada che portava a Emmaus. Alleluia, Gesù li fa parlare, ma a un certo punto poi li rimprovera. Oh, insensati, lenti a credere. Alleluia, non dovevano succedere queste cose. Perché vi meravigliate? Gloria al Signore, proprio il caso di dire gloria a Dio. Non dovevano accadere queste cose. Di che cosa vi meravigliate? E con pazienza, con tanto amore che solo Lui è, perché Lui è amore. Iniziò con pazienza a spiegare loro di nuovo tutte le scritture che lo riguardavano, iniziando da Mosè a tutti i profeti, tutte queste cose. Chissà quanto è durato questo insegnamento, non lo so. A me è meraviglioso sentir parlare di Gesù, che ne dite? A volte leggiamo i passi della scrittura, sono cose che abbiamo letto, rilette, però fratelli li abbiamo dimenticati, o no? E abbiamo bisogno di rileggerli. Abbiamo bisogno di nuovo di ritornare alla fonte, a quella parola che riesce a trasformare il nostro cuore. Quella parola che ci ha toccati una volta, un giorno, e che vuole toccare ancora il nostro cuore.
affinché il nostro cuore sia sensibile al parlare di Cristo. Amen. Alleluia, il Signore ci sta parlando questa sera. Gloria a Dio, e continua a parlarci perché desidera che la sua Chiesa sappia riconoscerlo. Amen. Alleluia. La Chiesa è chiamata a riconoscere il Signore, a riconoscere i tempi, a discernere i tempi nei quali viviamo. Sono tempi difficili. Vedete? Signore, quali saranno i segni che anticiperanno la tua venuta nel mondo? Udrete, sentir parlare di guerre, di rumori di guerre, regno contro regno, nazione contro... ma non sarà ancora la fine. Terremoti, ma non sarà ancora la fine. Questo è solo un principio di dolore. Stiamo vivendo questo principio di dolore, è il principio del principio. Alleluia, aspettiamo il ritorno del Signore. Si sveglia, Chiesa, riconosci il Signore. Il Signore sta per tornare. Stringiamoci a Lui. Amen. Alleluia. Il Signore, completando il suo discorso, erano quasi giunti ad Emmaus e cenna come se volesse andarsene. Ma questi discepoli, che erano insensati, hanno fatto una scelta buona. Hanno detto al Signore: Signore, non te ne andare. Non chiamandolo Signore, lo hanno invitato, questo, tra virgolette, straniero, che ancora non avevano riconosciuto. Non te ne andare, rimani con noi. Ti prego, trattieniti con noi. Rimani con noi perché si fa sera. Amen? E Gesù cosa fa? Rimane con loro. Poi si deve mangiare, è sera. E mangiano insieme. Ma ancora non avevano riconosciuto che quel straniero era Gesù. Però Gesù fa un gesto. Prende il pane, lo spezza, lo benedice e lo dà a quei discepoli. E nello spezzare il pane è stato riconosciuto come il Maestro. Amen. Gloria al Signore. Credo che questa sera c'è anche il pane, vero? Anche se non lo vediamo, anche se non stiamo celebrando la Santa Cena, il pane è la sua parola. Questa parola è pane di vita. È Gesù che sta spezzando il pane e lo sta dando a noi lo stiamo non solo ascoltando, ma assimilando questo pane. Che parola, la parola vivente. I loro occhi si aprirono e lo riconobbero e Gesù scomparve. Amen, gloria a Dio. Alleluia. E si dicevano l'un l'altro: ma quando ci parlava non sentivamo ardere il nostro cuore? Era Lui allora. E voglia il Signore che quando Lui ci parla il nostro cuore sente qualcosa, ardere. Amen. Quando ascoltiamo la parola del Signore deve succedere qualcosa. Vogliamo avere un cuore sensibile. Alleluia, un cuore che recepisce, assimila la parola. Amen. Perché la parola, quando viene assimilata, produce qualcosa. Fa crescere la fede. Ci fa crescere nello spirito. La fede si alimenta, si sostiene. Amen. La fede viene dall'udire. L'udire cosa? La parola di Dio. Alleluia, questa sera il Signore ci sta alimentando. Amen. Alleluia, scomparve il Signore dalla loro presenza e prendono la decisione, finalmente giusta, di tornarsene a Gerusalemme. Quello è il loro posto, a Gerusalemme. Alleluia. E incontrano gli 11, non più 12, gli 11, ormai c'è questo. Il 12° sappiamo che fine ha fatto. Erano rimasti in 11. Gloria al Signore, ed erano riuniti e parlavano. Cercavano di capire perché qualcuno aveva visto il Signore. Si era manifestato il Signore, vivente in tante occasioni. Alleluia, poi c'è la testimonianza di questi
due, Cleopa e l'altro, che tornati, sì, camminato con noi. Noi stavamo andando a Emmaus e ce lo siamo visti spuntare. Da prima non l'abbiamo riconosciuto, ma quando, cari nel Signore, ha spezzato il pane, i nostri occhi si sono aperti. Amen. La testimonianza. Perché nel nostro culto c'è la testimonianza? Perché ci edifichiamo gli uni con gli altri. Che belle testimonianze sono nel culto. A me piace sentire le testimonianze, purtroppo capita poco, però mi piace sentire testimonianze. Ci sono testimonianze? No. Però è bello testimoniare. Io ho visto Gesù, mi è apparso, ho fatto questa esperienza, gloria a Dio. Mi ha parlato in un modo particolare nella mia vita, mi ha parlato, ho letto la parola e il Signore mi ha risposto. Sentendo queste cose, ma non ci incoraggiamo? Così era successo ai discepoli, si sono incoraggiati. Alcune donne hanno visto il Signore, sono andate al sepolcro e hanno visto il corpo. Non c'era più. Certo che non c'era più. Alleluia! Gesù non poteva rimanere nel sepolcro. Alleluia, doveva risorgere, doveva risuscitare. Gloria a Dio. E poi hanno visto anche degli angeli che gli hanno detto: perché cercate il vivente tra i morti? Andate a riferire queste cose a Pietro e agli altri, finché si incoraggino anche loro. Gloria al Signore. Questo era l'incoraggiamento. Cristo è risorto. Gesù è vivente. E questa sera deve essere il tuo ed il mio incoraggiamento. Non ti abbattere, vai avanti. Gesù vive. Amen. Continua a servire il Signore perché Gesù vive. Alleluia. Gloria a Dio. E mentre parlano, mentre stanno insieme, c'è un'altra manifestazione. Gesù appare. Gloria a Dio. Ma se voi fate caso, Gesù appare, consola, sia quando si è da soli, che quando si sta insieme. Ma vi dico di più, soprattutto quando si sta insieme. Stavano insieme, come in questa sera noi stiamo insieme, vero? E quando si sta insieme si realizza la presenza del Signore. E chi non c'è perde qualcosa. Alleluia. In un'altra occasione si legge che c'era uno che mancava, Tommaso. E poi quando è venuto Tommaso, sai Tommaso, è venuto Gesù, è vivente. Io non credo, guarda, se non gli tocco le mani, se non metto le mie mani nelle sue ferite, io non ci crederò. E appare Gesù. Tocca le mie ferite, tocca le mie mani. Oh mio Signore, perché tu hai visto, hai creduto. Ma beato invece chi non vede ma crede. Gloria al Signore, noi vogliamo credere, amen, che Gesù è vivente e che è risorto. Gloria a Dio. Ancora appare e non lo credono ancora. Addirittura c'è scritto per la grande gioia non hanno creduto. Era così bella quella realtà che non hanno creduto. E Gesù stesso ancora si cala, si abbassa ancora alla dimensione umana, dicendogli: avete qualcosa da mangiare? Pensate sia uno spirito? Non sono uno spirito, sono io vivente in carne ed ossa. Avete qualcosa da mangiare? Fatemi mangiare quello, un pezzo di pesce. A me mangiamo insieme quel pezzo di pesce. Gloria a Dio. Alleluia, gloria al Signore. Cristo vive. Non vogliamo intraprendere la strada che porta a Emmaus, ma vogliamo stare a Gerusalemme. Perché è importante stare a Gerusalemme? Perché così aveva promesso il Signore: state a Gerusalemme, aspettate, deve accadere qualcosa. Cosa doveva accadere? La manifestazione dello Spirito Santo. Alleluia, il battesimo nello Spirito Santo. Questo deve accadere. E questo deve accadere ancora nella tua vita. Se non è accaduto, chiedi al Signore che avvenga. Signore, battezzami nello Spirito Santo. La Chiesa deve essere piena dello Spirito Santo. Alleluia, oggi è più indispensabile di tanti anni passati. Alleluia, oggi più che mai è importante, è fondamentale
il battesimo nello Spirito Santo. Amen? Alleluia! Cristo è vivente, amen? Allora invochiamolo insieme. Alziamoci in piedi, adoriamo il Signore, gloria a Dio.